Una buonasera da Moruzzo, e credo che questa sia una delle visuali più belle della nostra regione. Non casualmente ho scelto, e poi lo ringrazieremo di persona, grazie al supporto del sindaco di questo comune, abbiamo chiesto appunto che questa piazza venisse delimitata proprio per realizzare questa trasmissione in piena sicurezza. Le immagini che ci sta donando in questo momento la nostra Chiara Miscoria parlano da sole. Questa è la piazza che guarda appunto da Moruzzo. Alla nostra sinistra c'è il Palazzo Municipale e fra pochi istanti questa sarà un palcoscenico naturale dove avremo tante auto d'epoca e in questo ringrazio Giuseppe Lanci, che è il presidente del club Mezzo Mille. Buonasera Presidente. Buonasera signor Daniele. Allora, senta, intanto dobbiamo dire il nome che è scritto anche sulla sua maglietta. Che cosa vuol dire? Mezzo Mille, mi viene in mente la 500. Esattamente. Il club è nato nel 2004 da un gruppo di persone che volevano esaltare la Fiat Nuova 500. La Fiat Nuova 500 è quasi un derivato della Fiat Topolino. Comunque sulla Fiat Nuova 500. E io sono il terzo presidente del club, mi hanno preceduto altre due persone, di cui uno è presidente onorario e uno è socio onorario. Negli anni poi è stato allargato il club, essendo aumentate le auto d'epoca, sono aumentate, abbiamo anche tante altre auto d'epoca. Adesso nei primi minuti arriveranno le prime 500, proprio le prime Fiat Nuove 500. Lei qui a fianco ha una Fiat 500 Gamin del nostro socio. Senta, intanto che cosa significa essere a capo di un sodalizio del genere? Significa onorare il passato? Significa onorare il passato, avere una grossa passione, ma veramente una grossa passione per queste autovetture. Che hanno i loro anni e hanno sempre qualche, io uso dire un din din che gli picca, cioè hanno sempre un qualcosa che non funziona, non va. La passione è ricercare il ricambio, rimetterlo a posto e cercare di tenerle in ordine, come può vedere questa bellissima 500 Gamini. Ecco, Senta, può vedere anche un'altra 500 giardiniera, una Fiat 850. Adesso il piazzale poi, buona volta, verrà, come gli abbiamo promesso, verranno riempiti di altre autovetture. ecco, Presidente, la sua prima macchina qual è stata? La mia prima macchina è stata una Fiat 500 giardiniera del 1963. Senta, perché si chiamava giardiniera? Perché la Fiat l'ha chiamata giardiniera ed era uguale precedente a quella 500 lì. È di quegli anni lì. Quella è del 66, è 3 anni più giovane, è uguale a quella lì. Ecco, c'è tanta tecnologia sulle auto di oggi, ma manca che cosa? Allora, sulle auto di oggi manca la passione di guidare. La 500, quelle lì sono ancora le mie sono ancora originali e hanno il cambio non sincronizzato, quindi equivale a fare doppietta. Per cambiare le marce bisogna fare la doppietta. Oppure, se vuole questa Lancia 2000, questa è veramente del 73, questa è del 1973 ed è un rinnovato tecnologico per quegli anni, è a iniezione elettronica ed è un 4 cilindri boxer a iniezione elettronica. Nel 1903 era il top della meccanica. Ogni quanto vi trovate? Noi facciamo un paio di raduni all'anno, un raduno le prime domeniche di maggio e un raduno la prima domenica di ottobre. Sono organizzati dal club. Poi purtroppo sappiamo com'è andata negli ultimi 2 anni, ce ne sono stati pochi, ma negli anni scorsi di raduni ce n'erano molti, ne abbiamo fatti moltissimi, ce n'è quasi uno a settimana. Un grosso raduno è a Gonars, l'ultima domenica di ottobre, in cui ci siamo ritrovati anche in 120-500. Allora io mi sposto e vado da questo signore, Vinicio, che ci descriverà in maniera molto sintetica questa creatura di colore rosso. Ecco, questa vettura sono stati creati circa 300 pezzi, è nata nel 1968, si chiama Gamin Vignale ed è originale così. Quanti cavalli ha? È un normale della 500. Quindi velocità? Velocità io vado dai 60 ai 65 perché altrimenti comincia a vibrare tutto e pare di essere a decollare con un apparecchio. Di che anno è? Del 68, 1968. Senta, quante ragazze ha caricato su sta macchina? Tutte guardano, però dietro l'età che ha il sottoscritto cercano di evitare l'autista. No, però nel 68. Sì, la macchina del 68. Sì, lei è un po' del più... 36. No, ma dico, ai tempi se girava con sta macchina qualcuno... No, questa qui ho fatto l'emigrante, sono rientrato a 40 anni, ho fatto 20 anni di Canada, l'ho vista e l'ho comprata subito
ed è così rimasta sempre mia. La manutenzione è stata riverniciata, ma No, comprata così, proprio domenica mi ha lasciato a piedi senza freni, il primo inconveniente, però ho già riparato, tutto a posto. ecco, anche perché io e lei dopo dobbiamo andare a ricevere le altre macchine, i freni No, funzionano. abbiamo anche il freno a mano. Questo mi rassicura moltissimo, quindi insomma, Sicuramente. quindi sappiate che insomma, se dovesse succedere qualcosa, vi ho voluto bene. Ma e lei che giri fa con questa macchina? Che giri faccio? Dove va? Ma io mi muovo di solito 2 o 3 volte all'anno e basta, perché sono un grande appassionato di scooters. Io sono un collezionista di scooter d'epoca. Ecco, Vinicio, lei è di Varmo No, io sono di Rivignano Teor, e nativo di proprio. queste non ce ne sono tantissime. Ma come ripeto sono stati creati 300 pezzi, quindi penso in Friuli che siano altri 2 o 3 pezzi. Allora, quindi noi poi proveremo l'emozione perché andiamo alla rotonda qui a Moruzzo a ricevere le altre macchine. E da emigrante cosa faceva Vinicio? Ho sempre fatto il carrozziere, E quindi è sua materia. la mia passione, sì. Allora Vinicio, lei mi aspetti qua perché io adesso devo andare da dei bravi ragazzi, che sono qui che mi aspettano, il portavoce Francesco Miscori alla fisarmonica, Giacomo Colauti al sax e Nicola Pagnan al contrabbasso. I primi due sono di Moruzzo, il terzo è di Udine, ma è di fatto... Ormai l'abbiamo acquisito, diciamo, fa parte della nostra grande famiglia di Moruzzo. Sì, dai. Senti, perché qui? Quanto bravi ragazzi siete? Ma diciamo che siamo veramente degli angioletti proprio, di nome e di fatto, chi ci conosce lo sa, insomma, il nome Quei Bravi Ragazzi deriva appunto dal fatto che quando andavamo a suonare all'inizio dicevano ah bravi ragazzi, allora da lì è nato un po' come cosa un po' giocosa questo nome, ecco. Però boh, in realtà siamo veramente degli angioletti, abbiamo tutto il cappello per nascondere l'aureola. Caro Miscorie. Quindi cominciamo con cosa? Ma con un grande classico, dai, con l'Ambasciatore.
Grazie, idealmente vi facciamo un applauso e penso che fanno anche i nostri spettatori e telespettatrici. È arrivato il sindaco di Moruzzo che ringrazio. Sindaco, vieni. L'ho fatto prima in apertura, ma volevo ringraziarti per la sensibilità, anche per averci permesso di lavorare in sicurezza. Grazie a voi per questa bella sorpresa che ci fate sulla nostra più bella piazza del paese, che vi abbiamo messo a disposizione molto volentieri. Sindaco, dicevo prima, probabilmente questa è una delle vedute più privilegiate del Friuli Venezia Giulia. Non probabilmente, certamente, anzi sicuramente, sì, non perché è la piazza del mio comune, ma perché insomma da qui si può vedere, nelle belle giornate si arriva a vedere fin l'acqua che luccica di Lignano e Grado, così poi girarsi all'indietro si vedono le montagne, quindi è veramente una bella piazza, sì, un bello splendore, veramente. Ecco Sindaco, guardando queste macchine si torna indietro un po' nel tempo, no? Stavo parlando adesso col Presidente, che ho avuto il piacere di conoscere, che la 500 è stata anche la mia prima macchina. Che colore era, Sindaco? Blu, la classica 500 blu, e sì, sono stata molto affezionata, ecco. Sì, l'ho tenuta per un bel po', quindi è veramente una bella macchina, ecco. Quindi mi fa piacere anche che la nostra piazza le possa ospitare, ecco. Sì, veramente. Allora, Sindaco, io ho un compito, devo salire su quella macchina, quindi andare da quella parte e con Vinicio andare a ricevere la prima colonna di macchine che arriverà qui nella piazza di Moruzzo. E come promesso li abbiamo agganciati. Vedete che le 500 si stanno schierando. Ciao Miscoria, quindi noi guadagniamo il piazzale, caro Vinicio. Allora, eccoci qua. Intanto da dove arriva? Udine. Ci può descrivere il suo mezzo? Sì, è una Fiat 850 Bertone, CL che vuol dire classe lusso, è uno Spider. La mia macchina, diciamo, è un conservato perché è del 1967 e non gli è stato fatto niente. Come uscita di fabbrica così è rimasta. Quindi c'ha i suoi piccoli grafi, le sue cose, eccetera. Così. Lei che origini ha? Io sono nato a Castelmonte. Castelmonte? Parlo perfettamente i dialetti friulani, parlo anche il veneto, mio papà era veneziano. Scusi, Castelmonte al santuario, dove c'è il santuario? Santuario, sì. È nato in casa lei? Sì, allora sì, sono vecchio. Quanti anni ha? Io ne ho compiuti 79. Quindi era beato tra i frati? Sì, più o meno, no, ma fino a tenera età ho fatto sì, fino alle elementari, poi ci siamo spostati e poi sono arrivato a Udine. Quindi così. Senta, Sento a milanese un po', ho lavorato a Milano. Poi... Sente lontano un miglio. Senta, intanto la marca di che anno è questa? Mi torni a ripetere? 1967. Questo è il suo primo amore? Sì. È il mio primo amore. Dove lo tiene? In garage? In garage tranquillamente, lo si muove di rado perché non c'è il tempo, perché c'è sempre un tacco di traffico, mettere giù la macchina al corrente, tira fuori, vai, c'è un po' di circo. E allora poi i tempi sono un po' cambiati, quindi 20 anni fa correvo di più. Adesso quando c'è l'occasione, ma poi ci sono tante cose, o sono giri lontani e poi sei un po' stanco. È una macchina che non ha servosterzo, non ha servofreno e quindi è un po' dura, è molto dura e rigida quando vai, quindi la strada ti rovina un po' la schiena, almeno a me. Senta, il motore è un motore che le dà soddisfazione? Sì, è un 850, se è spinto arriva fino a 140, la macchina di originali sono 143.000 km, non ha fatto mai il giro, quindi è ancora lì che tiene.
Ecco, senta, questa è la sua unica auto d'epoca? C'ho una Vespa, è una moto del 56. La Vespa è degli anni 80, è una PX, e quindi l'ho rimessa, quella lì l'ho veramente lavorata, rimessa a nuovo. La moto invece era una moto che ho ereditato da uno zio, è vecchia ed è lì in attesa di riparazione. Non ci vai più via con la moto perché diventa un po' pericoloso. Poi il passato andavi in moto, non c'era il casco, quindi in queste giornate così, con l'aria calda, il vento, respiravi tutti gli odori della natura, i profumi vari, era diverso. Adesso col casco senti solo il tuo sudore, quindi non ti viene voglia di muovere. Io volevo solo se ce la apre così vediamo l'abitacolo. I sedili sono in pelle? No, è finta pelle questa qui, questa qui originale, è nata così. Diciamo che tutta la tappezzeria, i tappeti interni, dove mi metto? I tappeti, è stata rivestita con i tappeti, la classe non lusso, la normale non aveva quelle rifiniture lì, aveva un paio di orologi in meno e basta. Senta, lei ce l'ha da quando questa macchina? Da 28 anni. E ha una macchina, diciamo, che non sia d'epoca? O usa solo questa? No, adesso adesso c'ho la multipla che sta diventando d'epoca anche quella e discuto con la moglie perché la vuole una moderna, io dico è troppo comoda. 3 posti davanti, no? 3 posti davanti, 3 dietro, 6 valigie di bagagliaio, è alta, scendi bene, va benissimo. Allora, io la ringrazio, lei si chiama? Oscar. Oscar, grazie. Noi continuiamo in questo viaggio, intanto vedete che è stata allestita questa mostra, io devo dire con grande emozione grazie al Club Mezzo Mille e ancora il sindaco di Moruzzo che ha messo a disposizione la piazza, e quindi la nostra Miscoria inquadra il mezzo che mi ha trasportato sino qua, e poi ancora le altre 500 ce n'è veramente per tutti i gusti e di tutti i colori. Io vorrei avvicinarmi al gruppo che fra poco ci incanterà con altre note. Sono quei bravi ragazzi, vedete, vediamo che cosa ci fanno sentire. Miscoria, che cosa sentiamo? Ci spostiamo un pochino da un repertorio classico friulano verso una cosa un po' più verso il Veneto, diciamo, dai. La famiglia dei Gobò.
Grazie, grazie. Allora, avete visto che mentre era in corso il secondo brano di quei bravi ragazzi è arrivato un altro blocco di veicoli, tutti a lietare questa serata. Miscoria, hai visto qualche veicolo che ti fa il caso tuo? Beh sì, quel Ferrarino lì dietro non mi dispiacerebbe averlo nel garage, onestamente. E come seconda scelta? Oddio, come seconda scelta il Maggiolino è la mia passione da sempre, come macchina d'epoca è sempre stata la mia preferita, quindi o l'una o l'altra mi andrebbero bene entrambe. Allora, grazie a questi bravi ragazzi, andiamo in pubblicità e ci rivediamo subito da Moruzzo. Terza parte dello scrigno, siamo a Moruzzo, vi stiamo raccontando questi pezzi da museo che ci hanno raggiunto nel piazzale proprio a ridosso del municipio. Di tanto in tanto sentite questa musica, in questo caso è una 500 che è in parcheggio e che vi presenteremo fra poco. Bravi ragazzi, ci fate sentire? Adesso partiamo col pezzo più triste del repertorio, l'Allegria è dai Jovins. Vedete che la piazza si è riempita e quindi giustamente arrivano gli applausi. Allora io vado oltre i bravi ragazzi per un attimo e cominciamo questa rassegna di macchine. Questo penso sia l'esemplare più potente, questa è una Ferrari. Lei si chiama? Nadalucci, Giuseppe. Allora Giuseppe, lei arriva da? Udine. E questo che Ferrari è? Mondial 8 4 valvole, 240 cavalli, 3000 di cilindrata, 240 all'ora di velocità massima, 4 posti. Di che anno è? Dell'84. Questa è una macchina che le è
custodisce gelosamente? Sì, come le altre 4 che ho. Lei ne ha altre 4? Una 500, un 2100, una Special e una Bauletto 103E e un altro lì. Può aprire così facciamo vedere alla nostra Chiara. Interno in pelle. Senta, questa l'ha presa lei tanto tempo fa? No, è un'occasione che ho trovato da un signore di Sacile che la cercavo da tanto tempo. Siccome è un conservato 100%, quindi è tutta originale, e ho approfittato e l'ho acquistata. Senta, quando ci si siede su questo veicolo le emozioni sono tante? Sì, ma io avevo altre emozioni di altre macchine di famosi anni. Comunque, il pregio di questa macchina, la carrozzeria, Pininfarina, la costruzione che si può dire manuale, no? Artigianale, quindi sì, quella è la soddisfazione. E le linee poi, non si vedono più queste linee così. E un altro vantaggio anche, quel famoso cambio ad H con la ghiera, il selettore delle marce, che non si vedrà più. Senta, qualcuno le ha già chiesto vendimela? No, ne vado poco in giro, non si può farla vedere. Non si può farla vedere? Anche perché magari un dispettuccio o qualcosa è un rischio che non vuole correre? No. Senta, grazie allora di avercela mostrata. Sì, prego. E stia bene. Io vado da questa parte e qui cambiamo genere. Qui c'è una coppia, guardate bene la nostra Miscoria, l'obiettivo. Questa che macchina è, signora? Bianchina. Chi parla dei due? Lui. Bene, È una bianchina convertibile del 58. Cosa vuol dire? Trasformabile. Cosa vuol dire convertibile? O trasformabile perché si può servire da cappotta, da Spider o non della Spider in quegli anni. Voi due state assieme da quanto? 50, 46 sposati, 48 insieme. Quindi veniva a catturarla con questo veicolo? No, è da poco che ce l'abbiamo, sono 5 anni, 6. E la preda con chi veniva catturata? Cosa veniva catturata? 1100 R, no? A lei ha detto subito sì? Sì, subito. Dove siete voi? Cargnacco? Cargnacco, dove c'è il Tempio e dove dedicheremo presto una trasmissione col nostro Guido Aviani. Ma questa è lucida? Rifatta nuova, portata a nuovo, diciamo. Ho lavorato 5 anni sopra, piano piano, un po' alla volta. Ha un valore, non ha valore, ecco, diciamo. Stavo per fare la domanda, quanto può valere un pezzo? Chiedono in giro su ruote classiche dei 30, 25, 30, 35, ma noi non è che la facciamo per vendere questa. Io ne ho altre 10, 500. 10? Circa sì, un 20 macchine d'epoca circa. Scusa. Gioco, mi piace giocare. Abbiamo un salone di macchine. Ecco, quindi stavo per dire, perché ho detto, sì, non è che non che abitiate... Siamo nel settore, ecco, siamo nel settore. Siete Siamo nel settore e purtroppo ci piace anche questo. Purtroppo, per fortuna. Per fortuna, ecco, diciamo. È bello. Senta, e a consumi come siamo? Come consumo? Si mette quando si accende la riserva, si mette benzina e via, diciamo farà 20 con un litro questa. Fiole a col. 400 di cilindrata, la prima serie è 400 di cilindrata. Senta, il viaggio più lungo? È appena cominciato adesso. Oggi? Oggi, il più lungo. Ti saluto. A 200 km. È nuova praticamente. Sì, l'abbiamo rifatta a nuova, completamente. Grazie. Grazie a lei. Allora, noi ci spostiamo, andiamo, guardate che ben di Dio c'è da queste parti, e questa è una macchina verde, questa è una Spider. Questa è una Spider, è una Triumph Spitfire Mark IV del 1972. Questa macchina non è mai stata né riverniciata né rifatta alla meccanica perché la macchina ha 30.000 km originali. Quindi così come è nata, con le botte che ha preso durante l'arco della sua vita, è un disegno di Michelotti e si nota la M di Michelotti sulle maniglie dell'apertura del cofano, che là
se vuole prenderla, e che altro? L'ho omologata ASI. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa macchina è stata portata a una commissione che l'ha controllata totalmente e controllano tutto, che ci siano tutte le viti, gli interni siano originali, o se sono stati rifatti devono essere conformi agli originali. E questa ha avuto il massimo del punteggio, e anzi questa in particolare è segnalata all'ASI. Nel caso dovessero fare un confronto con un'altra Spitfire verrebbero a controllare la mia. Grazie, grazie. Abbiamo ancora 2 minuti, vogliamo raccontare questa stera. Questa qua, innanzitutto buonasera. Buonasera a lei. Lei arriva da? Butrio. Allora, questa qua è un modello di 500 austriaco. Rispetto al nostro motore, i pistoni contrapposti sono così, mentre il nostro motore è uno dietro l'altro. Questi due qua sono miei. Questo è un capriccio, tutte e due sono del 73. Tutte e due sue? Sì. Niente, sono tutte e due del 73. Qua mi sono sbizzarrito un po' a fare una brutta copia dell'Abarth che ho regalato poi a mia figlia, mentre questa qua è qui un anno e mezzo di lavoro. Un anno e mezzo. Ma lei nella vita conosce il carrozziere? No, io nella vita lavoravo per la Danieli Ecologica in giro per il mondo e mi sono ripromesso, appunto, quando vado in pensione, di mettermi in quelle robe lì. Adesso sto finendo questa qua e niente, sono tutte e due. Questa qua è una 500R della Fiat, mentre questa qua è una 500 della Steyr Puch austriaca. Stia fermo lì, noi adesso inviterei la nostra Miscoria. Guardate le persone, passano, rallentano, c'è chi molla la macchina e viene a vedere che cosa sta succedendo da queste parti, perché nessuno sapeva, ma di fatto questo è un bel lavoro. E quindi lo facciamo per il territorio e ci fa piacere che anche la gente di Moruzzo così si è ritrovata tutto questo ben di Dio in poco tempo. Pubblicità. Quarta parte dello Scrigno, sono con Luciano Tavagnacco, l'abbiamo conosciuto nel finale della terza parte. Volevo solo soffermarmi, i cerchioni sono la fine del mondo, ma anche il colore. Allora, il colore è un blu metallizzato micato del Maserati e i cerchi sono fatti fare praticamente. Ma senta, un lavoro del genere quanto le è costato? Lasciamo stare. Lasciamo stare Tavagnacco. Andiamo sui 20. Andiamo sui 20.000. Vabbè, insomma, se è una passione è giusto che sia coltivata. Allora salutiamo il nostro amico di Butrio. Questo è il veicolo che ci ha, piacere nostro, il veicolo che mi ha accompagnato nel piazzale, e qui è la gloriosa Panda che ha delle modifiche di tipo carrozzata. Voi da dove arrivate? Attimis, anzi un paesino di quasi 40 anime che è su Bit. Si capisce quanto ami la frazione di Attimis. E questa creatura? È mio figlio Antonio, tanto appassionato quanto me. Antonio, ti protegge dal vento questo occhiale? Me l'ha messo papà. Me l'ha messo papà, anche se per me. Eravate padre e figlio, guardate che meraviglia. Allora, parlami della tua macchina. Questa qui è una Panda 30 carrozzata dalla Moretti, che deve essere rossa. Con il cappuccio giallo. Un po' come la macchina di Bud Spencer e Terence Hill. È nata così, è stata carrozzata da una carrozzeria di Torino, la Moretti appunto, ed è una delle pochissime cabrio, perché la possiamo intendere come una cabrio, a 5 posti. Il contenitore viene riempito spesso? Non resta mai censo. Il bello di queste macchine è il viaggio. Adesso siamo abituati a viaggiare in delle capsule, dal punto A al punto B, nel minor tempo possibile. Invece con queste macchine qui ci si gode il tragitto e c'è anche l'incognita di rimanere a piedi, perché hanno più di 40 anni, questa è dell'84, è una delle più giovani del gruppo. Però può succedere, e il bello è anche questo, perché incontri sempre qualcuno disposto a darti una mano e crei anche delle amicizie. Ti chiedo, e poi passo a altro veicolo,
sei più affezionato ovviamente a questa macchina che alla macchina magari recente che utilizzi per andare a lavorare? No, in realtà io ho 5 auto d'epoca, una è anche quella 500 bianca, che quella lì ha una particolarità, è unico proprietario, è stata comprata nuova da mio papà, ci hanno cresciuti io e mio fratello, e diciamo la mia macchina del cuore è la 500. Questa è una divagazione sul tema 500 perché ha comunque un motore che deriva da quello della 500. Diciamo. Grazie, fateci subito. Sarà fatto. Ciao. Ciao anche al Picciu. Andiamo da questo signore che invece ci presenta un'altra gloria del panorama automobilistico italiano. 150, la prima 850 coupé, derivata dall'850 normale che è nata nel 60, questa è del 66, il primo tipo, che è fatta proprio dalla Fiat, dalla studio dello studio delle carrozzerie Fiat proprio. Senta, lei l'ha acquistata quando? Io ho fatto la corte per 3-4 anni questa qua. L'ha trovata dove? L'ho trovata da un collezionista che aveva una carrozzeria e era ferma da anni, che non poteva vendermela perché era in contrasto con chi gliel'aveva portata ad aggiustare. Quanti chilometri percorre all'anno? Ma questo sui 3-4 mila, non di più. Posso aprire? Sì. Così mostriamo alla nostra Chiara l'interno, queste rifiniture che insistono sul rosso. Sì, sono proprio... Dentro un po' ho lavorato io, un po' di fai da te. I sedili sono stati rifatti. Quanti chilometri ha? E questa avrà 150.000 chilometri. Il motore è originale, è il suo. Lei arriva da? E io abito a Tavagnaco, ma sono del Canal del Ferro, di Chiusaforte. Abito a Tavagnaco, proprio vicino a voi. E si chiama? De Monte. De Monte, e nella vita che cosa ha fatto? Io facevo il ferroviere, ero macchinista. Quindi nel suo tempo libero lei si dedicava a questa e adesso che è in pensione? Da piccolo ho fatto un po' di meccanica, dell'officina. Mi è rimasta sempre nel cuore questa qua, perché da giovane non potevo permettermela, costava troppo, costava oltre 1 milione e passa. Lo stipendio il mio era 90.000 al mese, quindi... Grazie De Monte. Noi adesso ci spostiamo, chiudo il veicolo e andiamo da questa parte. Siamo sempre noi. Ma chi siete? Siamo sempre noi. Ma lo dice anche Vasco, siamo sempre noi. Sempre noi, abbiamo qui il 1300. Già. 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 Si capisce che ha una certa passione per l'uomo. Vasco è Vasco, no? E questa che cos'è? È una Fiat 1300 del 62. Questa l'ho ricevuta di un signore di 97 anni, un certo De Ganuti che è mancato, e ha detto: a questa età che fine fanno queste macchine? O le mettiamo in carico o portiamo in recupero, gli ho detto. Era un amico anche, e loro di cuore mi hanno dato queste 1300. Messo mano tu? Dopo l'ho fatta nuova, rifatta completamente. Senti, che significato hanno quelle rose rosse sul... Qualche matrimonio, qualche parente in matrimonio, allora... No, pensavo fosse... Sono anche... No, ma non sono di plastica. E questo è un altro interno, che guardate dov'è il freno a mano e le marce, ma soprattutto il volante con quell'argento. Sì, bellissimo. Questa è, come dico, l'ho rifatta nuova tutta. Anche qui 80 ore serali, domenicali e via. Passione. Rispetto alla macchina che abbiamo visto prima, qual è quella che le dà più soddisfazione? Diciamo la bianchina, perché quella là ormai è unica, diciamo, sono poche di queste. Anche queste sono rare, per trovare dei ricambi non è così facile, ma insomma ne ho due di queste. Questo signore aveva 1300 e me le ha regalate. Abbiamo fatto un patto che purtroppo dovevo pagargli il pranzo con questo, quando è finita, che va bene, è collaudata e tutto, invece è mancato a 100 anni e qualcosa. Si rompono spesso? Io
sono come dei vecchietti, hanno sempre qualcosa, ma è una soddisfazione perché tutti la guardano, la vogliono fare un giretto. O l'aveva mio nonno, l'aveva mio papà quando è in salone da noi, ho girato con questa, se viene l'anziano, l'avevo anch'io e via. Grazie. Grazie a lei, Parolo. Allora, noi andiamo. Buonasera. Chissà da dove arrivano. Adesso. Buonasera. Buonasera. English, da dove arriva? Where are you from? Finland. Finland. Pensate, Amoruso direttamente dalla Finlandia. Vacanze, siete in vacanze? Tourist? Tourist, yes. First day here in Vagagna. Grazie. Io non mi allargo perché non voglio far brutte figure, visto che sono finlandesi e io language, non conosco la lingua finlandese, quindi io ti saluto, ciao, hi, e quindi cara Miscoria dobbiamo andare in pubblicità? Non ancora. Quanto ci manca per andare in pubblicità? Ben 4 minuti, vediamo qui intanto si è attivata una conferenza, vediamo se i bravissimi ragazzi direi, ci fanno sentire ancora un brano e poi passiamo a questo veicolo che è qui alle nostre spalle e così chiudiamo la nostra quarta parte Miscoria. Lei è parente della Miscoria? Purtroppo, ahimè, sì. No, scherzo, sì, è mia sorella, sì. Abbiamo un affetto molto particolare, diciamo, è un rapporto di amore e odio, ma alla fin fine ci vogliamo bene, dai. Sì, questa è una bella dichiarazione d'amore, ma voglio dei due, chi è quello che si incavola per primo di solito? Sempre lei. Perfetto. Vuole mandare un bacino a sua sorella? Questo è un gran momento. Perfetto, la Miscoria ha fatto così. Bene, possiamo andare Miscoria con un brano. Cosa dedichiamo alla sorellina? Mia sorella dedichiamo L'Homme di Buri, dai. Sì. Meraviglioso. Sì. Siamo ragazzi. Bene, facciamo un applauso. Bene. Francesco, quindi
Salutiamo Chiara allora. Certo, la salutiamo con molto affetto. È meraviglioso. Adesso andiamo in pubblicità. Grazie Francis, a tra poco. Quinta parte dello scrigno, sono con Gianni Bertoni, udinese, proprietario di questa Volvo. Sì, comprata 17 anni fa da una persona che era in Canada e per 10 anni è stata sotto il fieno a Nimis dalle sorelle in un'aia perché lei si è ammalata e non tornava in Italia. Poi hanno dovuto ristrutturare la casa all'aia e le sorelle hanno venduto il fieno e hanno trovato la macchina sotto. Allora, è vera questa? La capo officina di Fioretto, quello della Renault, che aveva il negozio e la vendita a Bueri, su di là. Il capo officina mi ha detto, quando l'ho vista che l'ho comprata, fa un affare perché è stata 10 anni ferma, il terzo colpo è andato in moto. Terzo colpo? Dopo 10 anni. Senta, e queste due bandiere, c'è il tricolore e c'è anche l'Aquila del Friuli. Allora, la bandiera del Friuli perché io sono stato in 56 paesi del mondo e quella bandiera lì l'ho portata sempre nella valigia dietro con me. E vado ogni anno il 3 di aprile alla festa della Patria del Friuli. Della Patria del Friuli con questa bandiera. Senta, si dice che i motori Volvo sono degni di un carro armato. Il motore non è Volvo, il motore è Renault perché la Volvo non faceva motori una volta. La Volvo acquistava dalla Renault i motori e li installava e li montava nelle sue macchine. Di che anno è? 1979, 80 comunque immatricolata. Ho capito. Senta, uno dei pregi di questa macchina qual è? Il pregio che innanzitutto è super robusta, non ha un pelo di ruggine dopo 40 anni e più ed è stata tenuta che se uno la guarda è nuova. Perché la signora veniva dal Canada ogni 2 o 3 anni, faceva pochi chilometri, io l'ho comprata con 43.000 chilometri e oggi ne ha 80.000, dopo 42 anni, 43. Nuova, e la marca Volvo che tipo è? Volvo 66 DL, 1100 di cilindrata, la più piccola che hanno fatto. Benzina ovviamente. Benzina col cambio automatico. Così vediamo anche in questo caso. Cambio, sì, prego. Interno, così agevoliamo Chiara. Prego. Aspetta, così se no gli arriva una sportellata che non vorrei mai mi scoria. Ecco qui l'interno ripreso da eccola qui e vedete questa ha 80.000 km. I sedili sono ancora nuovi. L'ho appena fatto lucidare perché non avevo mai fatto niente, era un po' non spelacchiata, sì, era un po' come si dice la vernice, però mai lucidata, mai fatto nulla. Cambiato olio, filtri, le gomme, però per il resto la macchina non ha mai dato problemi a tutt'oggi. Grazie. Allora io vado da questa parte perché dobbiamo commentare anche questo veicolo. Antonella. Sì. Buonasera. Buonasera. Allora lei è orgogliosissima di questo veicolo. Io vedo che la guarda e la riguarda. Sì. Lei mi è stata regalata da mio marito 20 anni fa. Era di un signore di Codroipo e negli anni l'abbiamo restaurata con l'aiuto di mio fratello che è carrozziere e poi abbiamo girato i vari mercatini, le varie fiere in giro per l'Italia, abbiamo trovato gli accessori dell'epoca per renderla più originale. Ecco, questa è una macchina che era diffusissima ai tempi. Sì, purtroppo adesso sono pochissime. E infatti noi partecipiamo a pochissimi raduni esclusivamente di Fiat 600 e il prossimo lo organizzo io con mio marito, sarà il 31 luglio a Paderno di Udine. Per chi volesse vedere un po' di 600 vengono un po' anche da fuori regione. E io con lei sono appena tornata da Pesaro, in rappresentanza anche del mio club Mezzo Mille. Ed è la quinta volta che scendiamo giù a Pesaro. Mai un problema? Mai un problema, niente. Non ha l'aria condizionata? Con la famiglia sono andata giù con mio marito e il figlio, sono stati giù 3 giorni e ormai è la quinta volta che andiamo. No, una macchina basta tenerla controllata, fare il tagliando ogni anno, pulizia del radiatore ogni 2 anni. Ci fa vedere il motore, vediamo se... Vedi che non la conosco? Vedi che non la conosco? Guardate la semplicità
Sì. Se pensiamo ai motori di oggi, veramente... Questa si mette a posto in poco tempo. Io stessa anni fa ho montato la pompa dell'acqua, quindi se lo fa una donna... Può farlo anche uno. Io non, guardi, Presidente. La signora è una socia ovviamente del club, appassionatissima, come vede, è gelosissima della sua macchina. All'ultimo raduno l'ho anche premiata per questo discorso qui. Lei è gelosissima ed è una delle socie che vanno anche in giro. Non sono, anche altri soci fanno raduni. Io stesso sono stato fino sul lago di Lecco, sono stato a Sondrio con il mio Lancia. Assieme a un altro socio sono stato anche a Cortina con le 500, quindi non facciamo solo raduni in regione, qualche volta andiamo in raduni. La signora è molto brava, veramente molto brava, che va fino a Pesaro. Il prossimo anno sono quasi intenzionato, tentato di farle compagnia e andare giù. Ho trovato un amico che per la seconda volta lui è sceso giù con la 500 con noi. Quindi... Ma è più gelosa della macchina o di suo marito? Sono due cose diverse. Mi ascolterà, ma lo sa che sono più gelosa della macchina. Perfetto. Come si chiama suo marito? Marco. Così è. Io ci ho provato. È rassegnato ormai. Rassegnato, perfetto. Decisamente rassegnato. È già rassegnato. Decisamente lo conosco. Sì. Però le sue origini dove portano? Io sono nata a Milano. Ho detto Francia, Belgio. No, con questo... Sono nata a Milano ma dei genitori friulani, sono tornata in Friuli. Grazie. Io vado da questa parte, questo veicolo l'abbiamo già visto e conosciuto da vicino, andiamo su un'altra gloria del mercato dell'auto, questa è sua, venga, così lasciamo lo spazio all'operatrice. Lei si chiama? Sbrizzi Paolo. Arriva da? Flaibano. Allora, me lo presenti lei? Questo maggiolino era di un signore della Bassa friulana, di Porpetto, esattamente al paese di mia madre. E in realtà all'inizio noi cercavamo con mio figlio una 500, no? Perché a lui piacciono le 500, però poi abbiamo avuto questa occasione tramite un cugino che ha anche lui un maggiolino e mi ha fatto avere questo contatto e diciamo che ci è piaciuta subito e quindi l'abbiamo presa, insomma. Non uscite spesso? Ma diciamo che questo acquisto è recente, di un anno e mezzo, quindi adesso l'abbiamo un po' sistemata e adesso in qualche occasione siamo usciti, ma poche ancora. Che pregi ha? Ma questa qui è come tutte le macchine di una volta, è un motore semplicissimo, quando c'è qualche problema si aggiusta subito, ci vuole poco per la manutenzione e poi è una macchina che va comunque abbastanza, diciamo, robusta per tutte le occasioni, quindi è poi un classico degli anni 70, il maggiolino è una macchina che a me piaceva di più della 500, voglio dire, però poi è stato un destino, evidentemente così. E vedete che anche qui c'è la valigia dietro e la bandiera del Friuli sul pianale posteriore e ovviamente la bandiera qui sulla destra, e quindi è un po' quasi un binomio, la valigia, l'immigrazione friulana e appunto il simbolo del Friuli, l'aquila, a noi tanto cara. E andiamo da questa parte, grazie a questi, a te che ti chiami, scusa? Massimo. Figlio di Paolo. Figlio di Paolo, e quindi lo ringraziamo. Andiamo da questa parte, buonasera. Buonasera. Voi siete coppia? Sì, siamo coppia, sposati legalmente. Da quando siete coppia? Da quanto? Da quanto? Da una ventina d'anni, 22 più o meno. Lui è arrivato e l'ha conquistata con che macchina? Col duetto? No. Qua non abbiamo le idee chiare però. L'abbiamo comprato insieme il duetto. No, però la domanda era un'altra. La prima volta che si è presentato. Col 75. L'Alfa? Alfa, sempre 75. Rosso? No, grigia, e poi ha preso il 155 rosso, sempre giù, sempre Alfa. E quindi lui ha detto, come si chiama il suo marito? Sergio. E lei? Anna Maria. Quindi ha detto, Anna Maria, tu sarai mia. Esatto. Guarda, ti compro cos'è quella nera? Il duetto. E quindi se dovessimo... E poi abbiamo preso la Giulia. Con la Giulia... Proprio lobby assieme, proprio molto...
Questa è stata usata molto anche dall'Arma dei Sì, Carabinieri. delle forze dell'ordine. Però questo è il 1300, le forze dell'ordine avevano il 1600 naturalmente. Può aprirci lo sportello così? Venga da questa parte, di qua per favore. E così vediamo l'interno. Non importa, quindi normalità. Là, dove c'è l'autoradio c'è del legno. Sì, lì c'era fatto apposta per il posto dell'autoradio, c'era un tassellino, una cosa che è stato tolto per mettere l'autoradio, ecco, tutto lì. Era già predisposta in quegli anni per l'autoradio. Quant'è che fa parte della vostra famiglia? Questa saranno una quindicina d'anni più o meno. Questa perché ne avete altre? Sì, il duetto, come diceva mia moglie, che sono 20-22 anni che è della nostra famiglia. Poi c'è l'altra, quella che si usava fino a poco tempo fa, che ha anche quella un 25 anni, la 155, e adesso ne abbiamo un'altra Alfa moderna anche. Allora, la Miscoria, vede, mi ha detto chiudi. Allora, noi chiudiamo questa parte che è la quinta, andiamo in pubblicità e poi abbiamo altri 3 veicoli da mostrarvi e poi ci sono i bravi ragazzi che sono pronti per farci sentire qualche brano. Sesta parte dello scrigno e qui possiamo definirla una miraglia? Sì, sì. Quella volta sì. Questa sostituisce il 124, questo è un 1300S del 76 con 5 marce e interno un ibelluto grigio. Anno? 1976, 2 maggio 76, immatricolata. Questa è sua da quel giorno? No, questa qua ha avuto 3-4 proprietari, poi praticamente l'ha portato su mio figlio, da Bisarca, da Salerno, e prima era tradotto Torino però, perché quella volta si cambiava anche provincia, si doveva cambiare provincia, cambiava anche la targa. Ecco, senta, a tutti ho chiesto i pregi, ha qualche difetto? Ecco, difetto, avendo la stazione posteriore bisogna stare molto attenti sul bagnato, che sculetta un po', del resto è una macchina silenziosissima che porta 5 persone, è comodissima, non posso dire altre cose, no, è logico che essendo anni 70 consuma, no? È un benzina? È un benzina, sì, mettere benzina farà 12 con un litro, insomma non è che quella volta era così. Ecco, vedete che magari adesso lo sguardo degli appassionati di macchine, le 2 prese d'aria, no? Quindi sì. che un tempo forse facevano impazzire gli appassionati. Sì. Abbiamo le prese d'aria e poi queste prese d'aria qui che entrava dentro l'aria nell'abitacolo. Lei si chiama? Fulvio. E arriva da? Mortagliano. Grazie Fulvio. Noi adesso andiamo dal presidente che ci deve parlare di questo veicolo. Vieni Presidente, c'è il segno del sesto raduno a Cortina d'Ampezzo 19-20 settembre 2020, si era fatto nonostante la pandemia. Sì, è stato fatto nonostante la pandemia, sono riusciti a farlo, uno dei pochissimi raduni che sono stati riusciti a fare è la 500 bianca che vede lì a fianco, assieme a un'altra giardiniera uguale, siamo stati a Cortina in quel periodo lì. È stata una bellissima esperienza perché farsi 5 ore di 500 su per le montagne è veramente una grande esperienza, un bel divertimento. Senza servo sterzo. No, non esiste, ma sono 500 kg di macchina, non è una macchina pesante. Altre macchine sono ben più pesanti e quindi sì, questo. Ma l'unico problema è di guidare in montagna con un cambio non sincronizzato e quindi cambiare le marce bisogna fare la classica vecchia cara doppietta. Ecco, gli interni sono originali? Questi sono rifatti ma sono conformi agli originali, sono perfettamente uguali agli originali. Questa nasceva bianca con gli interni rossi e la fascetta bianca. Questa qui è del 1966 ed è una seconda serie delle giardiniere. Allora, io ringrazio il Presidente, poi ci salutiamo, ci facciamo i saluti di chiusura. Questa è Siena? Questa è targata Siena. Da quelle parti lì. Ecco, quindi acquistata in Toscana. Questi sono alcuni dei trofei del club Mezzo Mille, le 2 magliette, la felpa e la t-shirt che di fatto celebrano questo club, e vedete questo striscione qui nella piazza di Moruzzo. Andiamo da
questo signore che è il proprietario di questa 500. 500, sì, buonasera. Questa 500 qui per la nostra famiglia ha una storia particolare. È un unico proprietario, comprata dal papà l'11 gennaio 69, è rimasta sempre con noi quando ha preso servizio qui in Friuli. È stata sempre tramandata prima sia a me che a mio fratello Mauro che alla Panda, e inoltre è rimasta unico proprietario e mio nipote, che si chiama Antonio, porta lo stesso nome sul libretto dell'auto, quindi sarà tramandata, è destinata a lui. Dove la tenete? È sempre in garage. Questa qui è stata restaurata ormai molti anni fa e praticamente non ha mai preso pioggia, è completamente conforme all'originale, è stata restaurata. Così, in queste condizioni, ho percorso un viaggio molto lungo, sono stato fino a Garlanda per il 32esimo meeting internazionale delle 500 in marcia, quindi ho fatto 7,30 ore in marcia nel luglio del 2015, senza alcun comfort ovviamente. È stata un'esperienza molto bella che rifarei, assolutamente. Avete in famiglia solo questa auto d'epoca? Questa, la Panda rossa Moretti, poi abbiamo anche un 1100 e una 500 giardiniera che oltre a questa e a quella del signor Giuseppe ha partecipato nel 2020 al raduno di Cortina, della città di Cortina, da un pezzo. Quindi lei vive nella zona di Attimis? Io personalmente a Udine e sono affezionato a quest'auto in particolare molto di più rispetto alle altre. Questa è la mia personale, quella che utilizzo di più, ecco, sì. Grazie. A lei. Allora noi adesso andiamo al centro della piazza in questi preziosissimi 5 minuti, vero Miscoria? Ma chiuderemo in tempo, cara Miscoria. Ti è piaciuto fammi sì con la telecamera? Grazie Miscoria. Quindi andiamo da questa parte e questi bravi ragazzi sono pronti per il brano di saluto e poi andiamo a salutare il sindaco. Bene. Ci fate sentire? Allora, come ultimo brano proponiamo una cosa quasi al limite della religiosità, il Plevan di Malborghet, una polca in fa maggiore. Ecco, ha fatto bene Miscoria a fare questa puntualizzazione. Per i parroci io non prendo le distanze perché voglio bene a questi tre bravi ragazzi, quindi anche i parroci sicuramente sorrideranno. Assolutamente. Bene. Siamo? 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Maldanaia che saltegni, tienitelo. Vieni che ambientai il Maldanaia che saltegni. Grazie ai bravi ragazzi. Chiamo il sindaco perché andiamo a chiudere, non prima di aver salutato il figlio del presidente che stava telefonando. Tu sei il figlio del presidente? Sì, esatto. E questa è tua? È in prestito. Mettiamola così. Veramente in un minuto che cos'è? Questa è una Lancia 2000, quindi sostanzialmente è una vettura, un'ammiraglia. Sono anche le tendine. Ci sono anche le tendine perché appunto è un'auto che è stata usata da politici, soprattutto parliamo di Roma, Parlamento, cose così. Anche il colore appunto è un colore molto, molto presidenziale. È un'ottima macchina per la sua età, per i suoi anni soprattutto è molto molto avanti, sia come dotazioni che come motore, è veramente, veramente fantastica. È del 74, 73 chiedo scusa. Chissà che politici ha... Presidente, che politici ha trasportato? I politici non lo so, io so che è un'auto uguale, precisa identica per gli amanti del calcio, Valcareggi. Valcareggi ce l'aveva precisa, uguale, identica. Ma era di proprietà, mentre che magari è salito... No, questa purtroppo no, questa coi politici purtroppo non lo so. È meglio anche non piegarsi coi tempi che corrono sui politici, sinceramente, detta così. E questo è un motore 4 cilindri boxer, molto particolare. Presidente, grazie di cuore per il supporto e ci rivediamo. Grazie a lei dell'attenzione che ci ha prestato, veramente, è stato un piacere. E allora io vado a chiudere con il sindaco di Moruzzo Montagnese. Sindaco, grazie, è stata una bella esperienza. Grazie a voi di questa bella sorpresa, è stata una bella esperienza anche per noi, oltre che un modo per far conoscere il nostro paese. Albina Montagnese, sindaco di Moruzzo, ringrazio lei e tutta l'amministrazione comunale e ovviamente anche gli uffici, e lo ricordo, grazie a loro abbiamo ottenuto questa ordinanza che ci ha permesso di avere questo palcoscenico sul mondo. E vorrei chiudere con un'immagine particolarmente romantica e travolgente, fortemente emozionale. La Miscoria probabilmente si fermerà, non può andare Ondaco, però questa è da Moruzzo, da qui vi diamo la buonanotte e ci vediamo con Telefriuli, lo Scrigno, il canale 2 volte numero 1, perché noi siamo l'11. Grazie e buonanotte, arrivederci.